Ennesima manifestazione del personale della Polizia Penitenziaria di Agrigento alla presenza delle tante rappresentanze sindacali. La mattina davanti all'Istituto Penitenziario Petrusa, il pomeriggio sit-in innanzi alla Prefettura per spiegare nuovamente le ragioni della protesta. Tra le tante problematiche, il sovraffollamento del carcere, la mancanza di personale, circa 40 addetti a meno, nonostante diversi siano state le visite dei parlamentari, è anche in corso un'indagine della Procura della Repubblica che è ancora in fase embrionale. Chiediamo maggiore intervento dell'amministrazione penitenziaria centrale, l'aumento dell'organico che negli ultimi periodi si è assottigliata di 40 unità. Chiediamo maggiori garanzie e chiediamo la risoluzione dei problemi in modo che il personale possa lavorare più sereno e più tranquillo. Noi siamo qua stamattina a manifestare perché già dal lontano 15 dicembre del 2017 abbiamo detto che col taglio del personale paventato dalla legge Madia la casa circondariale di Agrigento non avrebbe avuto anni felici e quindi i fatti oggi lo dimostrano, in quanto l'amministrazione non è nelle condizioni nel mese di febbraio di garantire al personale i diritti soggettivi, vedi le ferie, tra la quale ferie del 2018, e quindi attualmente l'organico previsto dalla legge Madia, che era di 236, siamo sotto i 200, quindi con il passare del tempo l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale e tutti non hanno avuto a cuore risolvere le problematiche di Agrigento. Con la chiusura degli OPG ad Agrigento vengono assegnati quotidianamente detenuti che hanno patologie psichiatriche che giustamente il personale di Agrigento, senza essere con corse adeguate per gestire questi detenuti, dobbiamo fare fronte dell'esperienza, e grazie a Dio con l'esperienza del personale si riesce a evitare situazioni incresciose e compagnia bella. Abbiamo organizzato questa manifestazione dividendola in due fasi diverse, anche per sensibilizzare di più l'opinione pubblica e rivendicare molte situazioni che qui ad Agrigento con poca trasparenza vengono gestite. Le problematiche più importanti interessano il personale e la superficialità che questa direzione affronta con le organizzazioni sindacali, rivedendo l'organizzazione del lavoro e razionalizzando tutte le risorse disponibili. Poi abbiamo riscontrato vari tipi di insofferenze da parte del personale che andavano sicuramente nell'immediato, quello che avevamo chiesto noi, riviste e attenzionate. Ecco, la latitanza dell'ufficio superiore, di quanti dovrebbero interessarsi a far sì che questo istituto riprenda un funzionale ritmo è mancata, e quindi oggi davanti al prefetto chiederemo proprio che si intervenga precisamente. Allora, oltre già alle problematiche rappresentate dai miei colleghi della compagine sindacale, si vuole portare a conoscenza anche che la struttura di Agrigento è una delle poche strutture in Italia che a tutt'oggi non sia adeguata alle norme, nello specifico al DPR anche 230/2000, laddove già prevedeva all'epoca la presenza delle docce all'interno delle camere detentive, il che poi si va praticamente ad essere un aggravio di lavoro per il personale della polizia penitenziaria, che è costantemente impegnato anche per questa incombenza, che può sembrare una banalità ma che di fatto invece occupa tantissimo tempo per il personale di polizia, e quindi aggravando ancora di più la situazione lavorativa. Oltre a questo si rappresentano pure altre anomalie circa anche i mezzi in uso al nucleo di dotazione e approvvigionamenti, mezzi vetusti che non rispettano minimamente le normative, con più di 400.000 km, il che costringe il personale ad operare sempre in situazione di difficoltà, con il rischio possibilmente di rimanere in panne appunto per l'usura dei mezzi che vengono utilizzati a tutt'oggi.